Io sono di origine messicana, sono andata a vivere in Italia quando avevo 20 anni, ma già da quel momento avevo dentro di me questo desiderio di venire a vivere qua in Polinesia perché io volevo vivere la danza al 100%. E il momento che si è presentato l'opportunità di venire a vivere qua, ho deciso di andare avanti con il mio sogno che era venire qua, fare il mio diploma, danzare con i polinesiani. Per me Lori Tahiti è un stile di vita, nel senso tutte le mie decisioni, dal punto che ho deciso di darmi alla danza, e tutte le mie decisioni le ho prese considerando che quello è la mia guida. Io ho cominciato la danza da quando ero piccola e è stato sempre una specie di guida, un motore, è stato quello che mi ha fatto vedere le mie qualità, che sono una donna coraggiosa, che se mi propongo qualcosa lo faccio perché alla fine sono finita vivendo qua, sto facendo il mio diploma. E perciò è una specie di guida per me, cioè la danza per me è un maestro che mi fa vedere anche cosa devo lavorare nella mia persona, perché mi mette davanti alle mie insicurezze, scusate, alle mie insicurezze, e allora per me è un modo di vivere. Non potrei immaginare la vita senza la danza.